1976 Radio Libertà vince il microfono d'oro, l'Oscar della radio italiana. Lo vince per i primi 100 anni di questo strumento così straordinario e lo vince grazie a Chilometro Zoom, condotto da Lorenzo Viviani e Antonino Danna. Auguri a tutti noi. We are the champions. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vorrei raccontarvi una storia che non posso non incasellare sotto la categoria la cattiveria dei buoni o degli pseudo buoni, ovviamente. Oppure è, come dire, un ennesimo caso di tragicommedia dell'antifascismo in assenza di fascismo. Cosa accade? Accade questa cosa. A Marciano della Chiana, nell'Aretino, c'è questa consigliera di Fratelli d'Italia, Lorenza Amendola, che sui social è stata oggetto di una shitstorm, di una tempesta, di un attacco, diciamo, diffuso, dove veniva aggredita con accuse come capigliatura fascista. Fascista non voglio avere niente a che fare con te, testa rasata di M e via dicendo. Perché appunto ha i capelli rasati, ha una pettinatura coi capelli rasati questa signora. Peccato che questa signora abbia i capelli rasati perché ha combattuto contro un tumore, non perché sia una nostalgica delle SS, e l'ha raccontato lei stessa alla Nazione, chiarendo anzitutto: io non sono fascista perché ho i capelli rasati, non lo sono da sempre, punto. Anzi, avevo, come dire, da giovane i capelli lunghi. Dopodiché cosa succede? Che 11 anni fa purtroppo arriva a Lorenza la diagnosi di un tumore. Lei dice sempre alla Nazione: la vita ti cambia in un istante, lì decisi di tagliarli corti perché è stato un modo per ringraziare la vita che mi ha dato la possibilità di continuare il cammino con la mia famiglia, tra i miei affetti, realizzandomi nel lavoro. Purtroppo accade che nel 2021 la malattia torna sotto un'altra forma, che Lorenza deve riaffrontare questa durissima battaglia e decide di rirasarsi di nuovo, per ripartire dal punto zero, diciamo simbolicamente, e da lì sono risalita un'altra volta, avvertendo su ogni centimetro del mio corpo la forza della vita, la sua energia, e in ogni caso, al di là di questo drammatico percorso personale, poi dice un'ovvietà che evidentemente tanto ovvia oggi non è: voglio essere libera di vestirmi e pettinarmi come desidero. Allora voi capite che quando si arriva a attaccare una consigliera che ovviamente è di un partito di destra e quindi ovviamente è fascista perché è rasata, vuol dire che abbiamo perso la bussola, che c'è un impazzimento, che questa farloccata che ci trasciniamo del fascismo eterno, categoria coniata, voi sapete, da Umberto Eco, che era una farloccata intellettuale. Il fascismo è un fenomeno storico che si esaurisce nel 1945, ma da Eco siamo passati al bullo social, cioè questa cosa deflagrata è diventata una tragica farsa, perché siamo arrivati a vedere il fascismo nella capigliatura rasata di chi magari ha affrontato un tumore. Allora questa vicenda non è così secondaria, probabilmente, perché appunto indica uno spirito del tempo, indica veramente le categorie con cui ragionano oggi i supposti progressisti. E allora mi è venuto di metterla in relazione con una intervistona, una lunga lenzuolata che c'ha Pierluigi Bersani oggi su Repubblica, che voi sapete, poi il comunista bonario, emiliano, anche simpatico personalmente, che però dice una cosa che passa in cavalleria perché lo dice uno di sinistra su un giornale del mainstream, che però è agghiacciante, perché parla della necessità per le opposizioni di stare unite. È necessario che le forze che vogliono rovesciare la destra sigillino un patto. Già rovesciare la destra, cioè non candidarsi a un'alternanza di governo, rovesciare la destra. Non è una questione solo politica, è molto di più. È un'urgenza civica e morale.
Ecco, quando, come dire, sconfiggere la destra, il centrodestra, il fronte delle destre, chiamatelo come volete, non è più una questione di normale dialettica politica, com'è nella cornice di una democrazia liberale, ma diventa un'urgenza civica e morale, cioè il che presume che tu sei dalla parte della morale, quindi che c'è un dislivello, una simmetria morale tra te e il tuo avversario, che quindi diventa un nemico, che quindi diventa fascista. E ecco lì quindi squalifichi l'avversario e puoi accusarlo di fascismo anche solo perché ha i capelli rasati. Quindi attenzione, non è tanto una microvicenda questa, anzi è uno specchio, ripeto, tragicamente farsesco dello stato attuale del dibattito. Grazie a tutti, vi aspetto domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente. I paid my dues. Per la prima volta dal 1976 Radio Libertà vince il microfono d'oro, l'Oscar della radio italiana. Lo vince per i primi 100 anni di questo strumento così straordinario e lo vince grazie a Chilometro Zoom, condotto da Lorenzo Viviani